Claudio Boaro. Parliamo subito di quello che è successo sabato, perché sabato eravate lì a manifestare civilmente, però paura di cosa? Ecco, paura di cosa? Senz'altro non paura, prima di tutto. Cos'è successo sabato? Non so se ci si rende conto di cosa significa campo di concentramento. Bene, sabato è successo che non era un campo, ma era un piccolo recinto di concentramento per concentrare dentro questo recinto dei conigli con bandiera, dico io, che erano i friulani con la sua bandiera. Mancava solo la polenta, insomma. Bravo! Allora cosa è successo? Che a un certo punto un gruppo, io e qualcun altro, ci siamo ribellati a questo sopruso nei confronti di una bandiera che bene o male rappresenta un popolo, indipendentemente da quale essa sia, perché c'erano anche delle bandiere italiane con noi. E siamo andati contro praticamente per voler entrare dalla porta principale in quella sala dove c'era Renzi e la Serracchiani, non dalla porta di servizio come hanno fatto noi, come hanno fatto loro, proprio perché è un nostro diritto far questo, siamo a casa nostra. Portare una bandiera, portare un vessillo non è essere contro nessuno. Noi non siamo dei violenti, caro questore, signor Claudio Cracovia, siamo gente tranquilla, comune. E ci siamo fermati solo per educazione nei confronti di chi porta la divisa davanti a noi, che potevano essere miei figli. Loro obbediscono a un ordine che a nostro avviso è sbagliato, perché si è andati contro la Costituzione anche in questo. Certo, anche perché la cosa, tra l'altro, voci di corridoio, io l'ho saputo alle 19:10, del vero, come il direttore poi può confermare, perché gli ho subito messaggiato, che è un po' fuori luogo, no? Nel senso che si sapeva da tempo che arrivava sta cosa, non è che voi siete no global o chissà che roba. Non abbiamo mai fatto male a disastro, nessuno. insomma, posso capire di dover mantenere distante uno striscione che è quello della vita rurale, posso capire questo, ma nei confronti di cittadini che portano la propria bandiera, identità del proprio popolo, a manifestare nei confronti di politici, guardate che c'è l'articolo ben preciso che dice i diritti del cittadino, all'articolo 3, questa è la Costituzione. Guardi, la Costituzione non vale assolutamente niente. No, ma è un invito che faccio al signor Questore di rileggere la Costituzione se non viene applicata. Non vale niente la Costituzione, è carta purtroppo, straccia. ecco. È carta straccia. Allora questo appunto io dico questo, abbiamo avuto educazione nei confronti dei ragazzi con la divisa. Bene. Io mi auguro che il Questore nelle prossime manifestazioni, mi guardi bene in faccia, noi non abbiamo mai fatto male a nessuno. Quello che invito a fare è questo, mandare questi ragazzi a perdere tempo con noi è sbagliato, mentre stanno rubando in tutte le nostre famiglie dappertutto. Utilizziamo queste professionalità per dare una garanzia alle nostre famiglie, non per perdere tempo con noi. Grazie.